J'ai le cœur en vadrouille, l'humeur vagabonde vers des Amici di Venezia Channel, questa sera sono... Dove sono? Sono a Limena, sono in un posto, un edificio storico che ospitava le distillerie Valbruna e infatti sono al ristorante e sono con un'amica, Giulia. Giulia, dove mi hai portato? Ciao Luigi, una buona serata a tutti. Siamo a Limena in provincia di Padova e siamo in un edificio storico dove c'erano una volta le antiche distillerie Valbruna e si facevano distillati per bagni e per pasticcerie. Però qua in questo momento è nato un nuovo ristorante che si chiama Valbruna, ma è molto di più di un ristorante. Molto di più anche perché è un ristorante dalle due, come dire, facce. Una cucina e due anime, quindi abbiamo l'anima bistrò e l'anima ristorante. Però un unico interprete, uno chef, un cuoco, Davide Tangari. E tu sei giovanissimo tra l'altro, quanti anni hai? 28 anni. Quindi molto giovane, cosa dici? Direi è ancora un bambino. Però ha una bella scuola alle spalle, hai fatto diverse, come dire, esperienze molto interessanti. Sì, ho avuto come esperienza il Marchesino, dai fratelli Cerea, Giuseppe D'Aquino, Cannavacciuolo, Aga con Oliver Piras. Tutto questo lo hai, come dire, Immagazzinato. e stasera ce lo hai proposto con la tua espressione. Esatto. Questo è un nuovo progetto che è un progetto di cucina dal mondo per il bistrò e di un angolo gourmet al ristorante. Quello che vogliamo dire con questo progetto è che il bistrò deve portare una cucina veloce dal mondo, ma che offre un piatto unico interessante, quindi ideale per un pranzo veloce, per una cena con gli amici, un aperitivo. E poi c'è un cocktail bar meraviglioso perché qui in questo bistrò, in questo ristorante vogliamo portare avanti un progetto di food and drink pairing. Infatti molti dei nostri piatti sono stati abbinati a un drink. Esatto, infatti i drink hanno questo vantaggio competitivo che sono a basso tenore alcolico e poi Sì, nei piatti vengono usati spesso in riduzioni, quindi vengono dealcolati. In pochi casi li usiamo in purezza, magari per sgrassare la parte grassa, ad esempio nel piatto del foie gras. I cocktail vengono ristrutturati abbassando la gradazione alcolica, appunto in modo tale che un drink pairing eventuale con un menù degustazione può essere fatto senza che si esca storti, diciamo. Je ris tout doucement. Cristian, tu ci hai fatto praticamente da guida durante tutta la serata e ogni volta che ci portavi qualcosa in tavola ci spiegavi con molta anche perizia e precisione che cosa andava a mangiare. È importante anche questo, come dire, seguire in un percorso degustativo l'ospite. Sì, allora diciamo che il mio compito è in primis collaborare con tutti quanti i ragazzi e creare la simbiosi tra la cucina, in questo caso il drink pairing e l'abbinamento con i drink, e allo stesso tempo con Alessandra che vengono decisi anche i vini assieme. Di studio di base facciamo tutto assieme, dopo le scelte logicamente vengono ponderate per decisione, però allo stesso tempo cerchiamo di trasmettere tutto questo, ed è questo il mio compito principale, al cliente in maniera molto semplice, anche senza essere troppo opprimente, che così possono veramente capire quello che portiamo in tavola. Degustare quello che porti in tavola. In questo caso la filosofia che c'è, anche le emozioni, possiamo dire, del passato o quello che vuoi trasmettere, quindi in questo caso la passione dello chef, la conoscenza di Alessandra, la capacità di Andrea, io metto tutto quanto la mia conoscenza e li metto assieme in maniera tale che riusciamo a quindi un'alchimia di un insieme di cose e cerchiamo di trasmettere questo all'ospite. Ho trovato una serata molto interessante con delle persone dove abbiamo potuto veramente dialogare e capire, e allo stesso tempo che crescere noi stessi, perché io sono dell'idea che crescere e avere dei feedback che siano positivi o negativi serve sempre, non importa che età, perché comunque c'è sempre da imparare, dove possiamo veramente ancora capire, non dico dove vanno le mode, ma dove possiamo arrivare noi con l'ospite e dargli quello che lui cerca allo stesso tempo. È come un Picasso può dare tutto e nulla, sta a te riuscire a dargli la sua interpretazione. Bellissima questa parola, cosa dici Giulia? sì, direi che quello di avvicinare il mondo della cucina all'arte sia molto molto interessante, quindi sta a noi interpretare. Anche perché stasera abbiamo avuto colori, abbiamo avuto gusti, sulla nostra tavola c'è stato un po' tutto, no? Abbiamo avuto tante contaminazioni, le contaminazioni
determinazione del passato di Davide, le conoscenze di Christian, le capacità di Andrea, il nostro bartender, l'esperienza di Alessandra. Adesso alla fine chi manca? Chi manca? Abbiamo la nostra patronessa, Elisa? Abbiamo bisogno di te. La nostra patronessa, colei che... Elisa, siamo in diretta, qui collegati con Venezia. Buonasera. Allora, intanto ti presentiamo, Giulia, presentaci Elisa. Beh, lei è l'anima, colei che ha insomma in qualche modo preso in mano un po' tutto questo grande progetto che è stato affidato dal papà, possiamo dirlo. Sì, certo. Esatto, e quindi lei si è trovata in carico questo grande impegno e lo sta in qualche modo trasferendo, le sue conoscenze, le sue capacità, le sta portando in questo grande progetto che è il Punto Ristorante Valbruna. Ma è un bel progetto che subito da fuori già crea un gran bellissimo impatto. Queste vetrate sono stupende, l'arredamento interno è molto funzionale, oltre che bello, quindi già questo secondo me mette a proprio agio l'ospite. Sì, assolutamente, appena si entra si ha questo imprinting di questa cucina a vista, esatto, che abbiamo fortemente voluto, anche perché a me piaceva anche andando nei ristoranti. Centro di gravità possiamo dire del Sì, ristorante. sì, da dove si Avvolge, snoda tutto. Sì, abbraccia tutto il locale che è di 350 metri, quindi è molto grande e comunque spazia dalla parte del ristorante gourmet alla parte bistrò e addirittura abbiamo anche una terrazza all'aperto. Perché non l'abbiamo ricordato, poi appena la stagione si apre c'è una bellissima terrazza. Certo, ma tutto comunque parte da lì che è il cuore di tutto il locale. Un bellissimo gruppo di lavoro, perché li abbiamo ascoltati tutti prima di arrivare da te per chiudere questa intervista, bravissimi, disponibili. Io sono molto contenta e orgogliosa di questi ragazzi che mi guardo come una mamma, giovane, ma una mamma, e quindi io spero che faremo tanta strada insieme, la volontà c'è, l'entusiasmo che è fondamentale indubbiamente e quindi aspettiamo tutti. Tranquillement, y a pas plus important.